un nostro refrain ripetuto, il non dimenticare, Zachor al tishkach, ricorda non dimenticare. Parlava così nel 2012, nel giorno del ricordo, Amos Luzzato, morto a Venezia all'età di 92 anni. Scrittore, professore universitario, primario e chirurgo, Amos Luzzato per 8 anni, a partire dal giugno 98, è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nel 2002 gli fu conferito il premio San Giusto d'Oro in Friuli Venezia Giulia. Oggi in tanti lo ricordano come uomo di pace, ma non soltanto, ambasciatore della cultura e della città di Venezia e di tutto il paese, scrive il presidente uscente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, capace di denunciare l'ingiustizia e di indicare la via del dialogo. Così il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Con la scomparsa di Amos Luzzato perdiamo una figura di enorme spessore, scrive su Twitter il sottosegretario veneziano alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella.